save me, save me, save me. Vi parlavo ieri, non sapevo se sarebbe venuto, vi parlavo di Francesco e voglio presentarti qua, però te lo segni, dai, perché così vedete proprio i passaggi delle persone. Quello che vuoi. Sì, perché quando io vi parlo delle persone, almeno vedete che poi sono reali, no? Che non sapevo, cioè, mi aveva scritto la mamma che non sapeva se... Quindi, vai. Allora, la mia storia inizia che ero dislessico, io non adesso non lo sono più, e come si può dire, io già dalle elementari si vedeva che avevo qualcosa, che tutti pensavano, cioè nella mia scuola pensavano che io non avevo voglia e basta. E allora mi sono trovato male anche nel mio paese, allora avevo cambiato scuola e anche lì non è che sia andata tanto bene e mi dicevano sempre no, è inutile che ti faccio imparare le divisioni perché tanto non ce la farai, è inutile che ti faccio imparare la grammatica perché intanto non la saprai mai, non la imparerai. Anche le doppie, io le doppie anche adesso ho qualche difficoltà con le doppie. Ti do una tecnica dopo. Ecco, con le doppie ma anche con la grammatica perché sempre mi hanno detto no, tu non ce la farai mai, è inutile che te l'insegno. Ma io ho sempre avuto, io volevo sapere la grammatica, mi piace parlare bene. Infatti io adesso ho anche degli amici che adesso ho cambiato la scuola, sono andato a Campione d'Italia, è stato bellissimo andare lì dentro, cioè mi hanno aiutato in un modo assurdo, mi hanno fatto imparare le divisioni in un'ora, cioè è una cosa bellissima. E ok, la grammatica mi sta aiutando una mia amica che lei è un dizionario vivente. Allora cos'è? Lei ogni volta che sbaglio mi corregge e questa cosa mi ha aiutato perché tipo io ho sempre quello sbaglio che anche tanti hanno che io invece di dire adessi dico avrei e questa cosa mi gira anche a me. Però lei infatti ogni volta che sbaglio mi corregge. Poi tutta la mia classe mi aiuta. Una cosa che non ho mai, cioè in una classe, io sempre nelle mie classi quando ero in Svizzera, ma non dico che la Svizzera è la mia classe, anche i professori che avevo. E adesso dai. Adesso sì, succo. Da quando sono arrivato qua, prima leggevo 55 parole al minuto e sono arrivato a leggere almeno 150, sì, 170 parole al minuto. Da fiducia, cioè se uno ti dice è impossibile, non ce la fai, cosa succede? Che inizi a crederci. C'era una bella vecchia pubblicità che diceva, c'erano dei fuoricampo, sei stupido, sei stupido, sei stupido. Se te lo dicono una volta non succede nulla. Se te lo dicono ogni giorno inizi a credere di essere stupido. E se io credo di essere stupido mi comporto da stupido. Quindi io quello che mi auguro che questo weekend per voi sia che cosa? La scoperta che le potenzialità ci sono e ce ne sono tantissime, è solo questione di avere lo strumento. Ricordate la frase, non è magia, è strategia. La strategia cosa fa? Crea la magia. E Francesco vi aiuterà oggi perché un'altra cosa che vi dico è questa: il modo migliore per imparare sapete qual è? Aiutare. Chi è d'accordo su questo? Anche perché vi racconto quest'ultima cosa, che voi l'avete anche questa in pillolina così poi gliele regaliamo. Sentite, questa è una cosa che avete presente quando si è pigri? Chi è d'accordo con me che l'essere umano è pigro tendenzialmente? Molto pigro. A me è successo questo, ai miei tempi la memoria era un po' diverso. La parte che faremo stamattina bene e che abbiamo fatto un po' ieri sulle mappe si faceva la domenica sera in un quarto d'ora. Quindi il metodo di studio era domenica sera in un quarto d'ora.
Era più, immaginate fare 110 schede al corso, tutto il sabato, le schede, era un po' più strong. La tecnologia, un cellulare di 20 anni fa non era come oggi, quindi tutto evolve e cambia. Stavo collaborando con l'azienda che teneva i corsi. Il pomeriggio mi ero messa a studiare un mio libro di fisiologia del sistema nervoso, quindi tutte le neuroscienze, un caos. Secondo voi, dopo i primi 5 minuti in cui non ero riuscita ad applicare la tecnica, ho continuato, pigra come sono, ho detto ciao. Ciao. La sera, perché sappiate che poi avete delle assistenze gratuite, poi vi do tutte le date. La sera c'era l'assistenza, io collaboravo, andavo a fare l'assistenza. Da lassù mi vogliono bene. Che probabilità c'è che arrivi qualcuno in assistenza con lo stesso mio libro che sta studiando le mie stesse pagine? Zero. Padova, una facoltà come Padova, immensa. Mi è arrivato un ragazzo con lo stesso libro e la mia stessa pagina, a me sono venuti i brividi. Secondo voi con quella persona sono riuscita ad aiutarla? Ho trovato le genialate perché ho detto, ma miseria, vuol dire che siamo pigri. Quindi oggi vi farò fare un sacco di esercizi insieme, perché uno aiuta l'altro. E quando non riusciamo a fare qualcosa per noi, e lo facciamo per aiutare l'altro, ci arrivano gli insight. Il modo migliore per insegnarvi non è che vi faccia io le cose, è che le faccia fare. E quindi lo faremo così. Per quello è bello anche tornare, perché chi torna a rifarsi il corso cosa succede? Aiutando l'altro cosa fa? Impara di più, fissa di più, perché per aiutare l'altro devi avere chiarezza. Se non hai chiarezza, ciao. Bene, grazie. Grazie Francesco.